Chi è? Chi è? E questo è Ermano! Che tengo un mostro a mano? Ermano, fratello Fernando! Sono qua! Più, sono arrivato, più, eccomi qua! Sono arrivato, vieni, oggi sto piacere, sono qui nei Dolores, sono. Mi dispiace. Ah sì, e dove? Allora, come è andato il viaggio da Roma a Napoli? Non me ne parla proprio più, perché? tengo il stomaco arrabbiato con scotch. Perché Gesù? Niente di me, io non erano tre, Ma no. mi parevo Titanic. A ogni curva era piettanzino in braccio dei passeggeri e ripeto. E mo come sto? E che ne faccio più? Faccio lasciato coppa non scambia. Senti, allora sei stato comodo? Ti è piaciuto il scompartimento che ti ho prenotato? Ma quale comodo più? Il di me sembra una collanata. Mancava l'aria, non si riusciva a respirare là dentro. La piglia vera, più vuoi pensiero? Dove mi era avuto i fantastieli Rodrigo? No. E sta a sentire a tuo fratello, sono disegnati. Guarda... Non sarà, niente. E ti va La a mettere... moglie dirà, niente. E ti va a mettere cagapo sotto là. E ci sono andato. Non sai cosa ci trovate in tuo bagno Rodrigo? A folla così. Il raduno mondiale dei nemici dell'igiene. E visto chi è questa popolazione? I nemici dell'igiene, più, il che viene in tuo cesso. Si scatena in tuo gabinetto, E non mi no? fa un po' sommo. Allora parliamo di cose importanti. Da posso io, casa ha ricevuto la fitta firma. E qua stanno le chiavi, oi. Bello, sì, bello, la partita, sì, bello, con me, vivi. Piazza San Pietro, più, e rimpetta la finestra papa. Ah, mamma mia, bella, se vede. A mia sorella guardi in tuo piatto. Allora mo fammi sentire, un biglietto era messa a mezzanotte, le buttavo. E secondo te tuo fratello ti lascia senza il biglietto la messa alla porta santa. Bello, sì. Ammazza tutto, più. La messa a ricevuto la cosa. E guarda che dai ci buttato, cavolo. Che sia la piantina segreta di tutta la città vaticana, sì. Ci stanno tutti i vicarilli, i sottopasso per coppe, i scocciatoi, segnati a russo, uscite e andate segrete. Così tu tra la folla dei pellegrini ti riesci a destreggiare. E che mi fa sta cosa? Ma come che mi fa più? Ti rendi conto di quello che c'è stato durante noi giubilei a parte là? Con rischi di attentati che scoppiano sti bombe, Hai ragione. Sai che ne sicurezza così? E allora noi con questa cosa mano trasimo potrei. Mai vedrete, mai! Vabbè, adesso dice tu. Comunque, più, vuoi sentire come c'è avuto la cartina? Fammi sentire. E sta massa di logo io. Allora, in due compartimenti del treno, mentre tornava a Roma, no? Stavo io e a di due signori. Lui tipo abbastanza curioso, più. Secondo me, avevano a essere due detective, due investigatori privati, no? Perché tenevano tutte e due in lenti scure e non si sono mai lavati vestiti nella culla, sai, giacchetta, tutte e due sembra così. E che ci facevano gli investigatori a Roma? E tu sto dicendo, ti rendi conto che quello che c'è stato durante il giubileo, tutti questi bordelli, insomma, investigatori. Hai ragione. Comunque sai com'è, lui in due treno si scambia a chiacchiere, insomma, a parolella. Loro poi, secondo me, avevano a essere due frati. Perché tenevano una valigia solo tutte e due. Valigia che poi era tale e quale la mia. E dopo perché stiamo a parlare? Voi dopo l'avete presa, insomma, quando l'avete pagata. Se non che nel treno si moriva da caldo, no? Può fare telefono che non sarà più. Niente. Allora non è che si due fatti. Ha pigliato un foglietto e si è cominciato a susciare. E si susciava forte. E che si va che lato con meno povero pure soffrivano la camera. Però non ne niente, non mi susciava. Allora che ci fatto? Sono chiuso vicino e ci ha detto, senti, mi prestate un po' questo foglietto e mi volesse susciare pure io, sento caldo. E quella tanto gentile figlia e me l'ha data. Brava gente allora, hai visto? Sei stato fortunato. Bravi, poi mi sono messo a susciare per fare 3 miglia, insomma, no? Mentre mi susciava più, mi sono accorto di quello che stava scritto in coppa a piantina. Tutta la mappa dettagliata e cose. Subito ci ho pensato, chissà che ci serve sicuramente. Allora che ci fatto? A come treno è arrivato in da stazione Napoli Centrale, io con una mano ci pigliata a Boris, con una mano ci pigliata a piantina, e me ne sono più perché là da porta, capi? Me lo sono fregato. Allora questo è un Mario Leggiare. Ma che hai fatto, Ferdinando? E poi allora tu hai fatto un peccato. Tu questo è la Mario Leggiare, poi mi chiama subito a Don Alfonso. Tu hai fatto una confusione, tu vai a farmi all'inferno, queste cose non mi piacciono. Ma quell'inferno più? Il là non mi servono tornare, la piantina non ci serve più. Che ci pensate di fare una cosa buona? Io qua pensavo di fare una cosa buona.
Vieni a qua, fatti abbracciare, bello, fatti abbracciare, vieni a qua, come facesse senza bravo, 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 mi fa proprio piacere. Ma non... no, giusto, Io non sono rimasto tanto contento, più, che mi lascia cagare nonno mentre tu te ne vai a Roma. Tu mi devi scusare, io ti devo ringraziare che capo per, perché tu certamente, soltanto tu puoi rimanere vicino a nonna e farle compagnia, mica me la posso portare a Roma. Non sia mai, più, che la pigliano per un piezzo antiquaria che la mettere in tuo Colosseo. State zitto, non ti fa sentire la moglie. Più, tu non subito la vita inguaiata a me. Yamma, Ferdinando. Più, che sia vecchio moro mentre lui sta a Roma, moglie di macina a me. Ma che da morire, che non una salute firma. Oh, fate che sto pataterna se l'hai scordata però. Io non la cancellata la coppa registrare chiamata. Chiama, che moglie ma tu senti, la roba a cominciare, la storia a cominciare. Io quella moglie che mi può bere a me. Ma io prima vuole bene la mamma, e giustamente, e poi che le ci tiene per te. Se vogliamo, ti accudisce, ti nutrisce, ti abbevera. Ma pigliate per un cavallo, ma pigliate. Ha messo tutta la casa a disposimento. Ma quale disposimento, più? Tu mi radi che la camera perché non so più. Ma quando mai senti, non puoi negare che quella camera è bella ariosa e spaziosa. Ariosa? Sì. Niente di meno che là da sì. Retta un scarrafone che sa manello. Ti facevo compagnia. E pigliate l'indoliette con te. Sì, però non puoi dire che quella stanza è bella spaziosa. È spaziosa? Sì, sì. Che le ha così strette, più. Ma così strette. Che non Gesù Cristo che tenga capolino. Sai che sta coppa a croce?